E col previ cansu tra me, vuoi che sia ciò che ti pianta oh. Basta. Maxi due versi e Maria Giovanna, veria cantè, non è più perché sennò pigno guarderai i miei video. Però lo fa per un'occasione importante, è per introdurre. Ricordai onorare la memoria a Gian Maria Testa, un cantante del nostro band Cavalli Murca, che manca pochi di fa. E il collegamento con Maria Giovanna è per me importante, nel senso che l'hai conosciuta, appunto, l'hai saputo che esistia questo cantante. Un po' di anni fa, merci a un blogger che si chiama Marco Zanette, che ha scritto un bel talk insieme a tutta la storia di Maria Giovanna, insieme al suo blog appunto, e mi la via poi virare in piemontese, la parca riguarda noi. Tra l'altro questa storia è bellissima, è importante, è intrigante anche perché si slarga entre il tempo e entre spazi. Per esempio, c'è una versione di Maria Giovanna che si chiama Ciucan Cancoi, che è cantata in Trentino, perché Marco Zanetti racconta che negli anni 50 di lavorare a Trentino, ero venuto a lavorare in Piemonte e avevo portato nella sua terra questa canzone adattandola appunto, adattando il testo al Trentino, ma mantenendo la musica. E allora, appunto, questo è stato il collegamento iniziale con Gian Maria Testa. E mi dispiace proprio tanto che sia mancato perché adesso guardando questi video si vede proprio la forza della sua arte, le idee che aveva e tutte le cose belle che fa, che naturalmente resta ancora con noi, però dispiace che una persona ancora giù sia mancata. Più conosciuta tra l'altro in Francia che non in Italia e sono anche come di fosse le già insegne della capidesi sua. E ancora una cosa vorrei dire del Maria Giovanna è che ricorda questa canzone che tu i piemontesi conosci, mi ricorda quando era Cid che tornavo dalla montagna la domenica sera, quelle rare volte che andavo con papà e mamma cantava questa canzone che per me vorrei dire andremme, faceva andremme subito e quindi è un bel ricordo anche gruppa appunto a questa canzone. Non cantava neanche quei versi lì che lei canta a principi perché questa sia nella versione come dico poi canta sancita, almeno sono le non che pensava mamma. E comunque è una cosa bella, un bel ricordo, ma più che altro vi ricordate Gian Maria Testa, si su butterai il link ai video, a cose scritte insieme a Chiele, tutte robe belle. E mi dispiace appunto che sia mancato perché era veramente una persona che mi l'hai non conosciuto, però certamente una persona in gamba, sicuramente un grande artista e per non aggiunte di altre parole rispetto a Son, forse già parla fino troppo, ma vorrei dire veramente che mi dispiace che ammiro la sua opera e è un peccato che sia mancato.